parleremo di un argomento che riguarda l'evoluzione dello scenario degli stupefacenti ed in particolar modo l'esplosione del mercato dell'NPS, delle nuove droghe. Abbiamo provato a categorizzare, ad interpretare soprattutto il perché si è esploso questo mercato. A nostro giudizio in qualche modo questo ha a che vedere con l'evoluzione dello scenario che è partito nella prima metà degli anni '80 con il fatto dello spread, della diffusione dell'HIV nelle nostre regioni. A Padova avevamo un 42% di seropositività e a quel punto il mercato delle sostanze d'abuso tradizionali come l'eroina per via endovenosa andò in crisi. Guarda caso, proprio nell'86, 87, 88 cominciarono i primi esperimenti a Ibiza, nelle Baleari, con l'uso di MDMA, la prima sostanza, la prima molecola psicoattiva che poteva essere assunta per via orale, insomma non per via endovenosa, e pertanto che non, a detta dei consumatori, non necessariamente si collegava al problema della dipendenza. In realtà questo non è vero. Negli anni 90 è esploso il mercato dell'MDMA, si calcola che probabilmente nel Regno Unito c'erano circa 500.000 compresse vendute per ogni weekend, in Italia probabilmente attorno a 85-100.000. Di fatto circa una quindicina di anni fa, in seguito a una serie di motivi anche di drug enforcement, il prezzo dell'MDMA, anche la sua concentrazione, è diminuito in maniera massiccia attorno al 2001-2002. Il prezzo della cocaina anche è diminuito moltissimo, proprio perché la criminalità organizzata ha cercato di proporre il prodotto a fasce più ampie della popolazione generale, però per abbassare il prezzo dovete abbassare anche la concentrazione. E così ci si trovò circa 15 anni fa in una situazione in cui gli stimolanti ricreazionali più significativi, che erano appunto la cocaina e l'MDMA, quella del cosiddetto sballo, io lavoro sodo dal lunedì al venerdì, il sabato sera ho il diritto di sballare, ebbene questi stimolanti in realtà il prezzo era troppo basso per la criminalità organizzata, la concentrazione era troppo bassa e soprattutto erano profondamente illegali e venivano facilmente identificate nelle urine dei guidatori, dei pazienti, eccetera, eccetera. A quell'epoca, proprio esattamente a quell'epoca, si diffuse internet, se vi ricordate, circa una quindicina di anni fa è arrivato nelle nostre case in maniera massiccia e capillare. A quel punto si è verificata questa situazione di tempesta perfetta, in cui gli stimolanti di punta erano in una situazione di crisi e vi era la presenza di una nicchia di mercato. E ancora una volta si è osservato una modificazione veramente brillante. Io parlo della criminalità organizzata come se ce ne fosse solo una, anche se in realtà così non è, un'opportunità per la criminalità organizzata di proporre al mercato nuovi prodotti per attrarre nuovi consumatori. Internet diede la possibilità di parcellizzare l'informazione, globalizzare l'informazione e in maniera tale da raggiungere il maggior numero dei consumatori nel mondo. Così è nato il mondo delle nuove sostanze d'abuso. Io vi farò adesso una categorizzazione, so che i tempi sono relativamente ristretti, ma insomma io spero siate arrivati a questo seminario con una cinquantina di domande, che possiate andare a casa con 500, questo sarà il mio compito. Io più studio questi argomenti, più mi rendo conto che sono estremamente complessi, apro una porta e se ne aprono altre 10. Comunque vi farò una categorizzazione di questi prodotti, una osservazione. Molto spesso mi sento dire no, queste sostanze non sono presenti nel mio CERT, non sono presenti nella mia regione, non sono presenti nella mia città. Non è vero. Proprio ieri ho letto il rapporto dei carabinieri italiani, i carabinieri in Italia, il rapporto da gennaio a maggio 2016, e praticamente tutti questi prodotti sono stati identificati in Italia. Pertanto, ancora una volta, aveva ragione Karl Popper, non Popper l'intrito di amile, butile, isobutile, ma Popper diceva che una roba tu riesci a trovarla solo se sai che esiste, riesci a fare domande ai pazienti solo se sai che questi pazienti stanno consumando determinati prodotti. A volte i pazienti non parlano della molecola chimica vera e propria, ma parlano per esempio degli acronimi 2CB, 2CT7, oppure le SPICE, le Apinaca, il Cominica.
in questo momento c'erano un paio di migliaia di molecole e la verità rimane che voi avete anche nei SERT, nei pronti soccorsi, negli ospedali psichiatrici, nelle cliniche psichiatriche, avete comunque un esame di urine che identifica più o meno 5 prodotti, gli oppioidi, i cannabinoidi, l'LSD secondo me anche la ketamina la dovete proprio chiedere, e poco più, 5-6 prodotti, mentre in questo momento, secondo i nostri calcoli, ci sono almeno 2000 molecole a disposizione. Questo fa parte delle mie notti insonni contro la Brexit, che invece di contare pecore contro molecole, però di sicuro il numero ufficialissimo, ufficiale, che proprio sotto di quello non si può andare, perché il numero dell'ONU, cioè di sostanze sequestrate, non sostanze da web, sostanze sequestrate fisicamente, sono almeno 720, era a dicembre, perciò adesso saremo attorno a circa 800. Sotto questo numero non si può andare. Ripeto ancora una volta, in Italia ci sono, esistono, punto. Se non riusciamo a identificarle, ancora una volta, e lo ripeto, è un problema di mancanza, come dire, di dialogo tra il terapeuta e il suo paziente, nel senso che, ed è questo uno dei motivi per cui è stato organizzato questo seminario, proprio per approfondire la conoscenza sullo scenario, sulla modificazione dello scenario stupefacente che vi assicuro è estremamente complesso. E adesso entriamo finalmente, a proposito, se soffrite di disturbo ossessivo compulsivo come me, non curatevi, io faccio del mio meglio perché impareremo moltissimi acronimi, sigle, è un po' come imparare a memoria le targhe automobilistiche. Uno dice non servono a niente, no, servono molto perché solo nel campo dei catenoni sintetici avete 100 molecole, nel campo dei cannabinoidi sintetici ne avete 734 e perciò insomma ricordarle tutto non me le ricordo neanche io, ma insomma ricordare qualche acronimo è particolarmente utile, ok? Allora, cominciamo con il campo dell'MDMA. L'MDMA ecstasy, adesso la chiamano MD, la chiamano cristalli di MD, ma la verità è un'altra, che negli anni 90 la ecstasy aveva una concentrazione di 50-70 mg, adesso è arrivata a 150 fino a 300 mg, hanno semplicemente aumentato il dosaggio in maniera massiccia. La MDMA, come sapete, ha un indice di letalità molto elevato, sono morte un paio di ragazzine, una anche al Lido di Venezia un paio di anni fa, un'altra era una sciatrice di Bergamo, anche con dosaggi bassissimi in una sola occasione, sono delle reazioni idiosincratiche, ma in realtà la MDMA fa parte di un gruppo in cui ci sono 179 molecole che sono le fenetilamine psichedeliche. Quali sono queste altre molecole? Sono la MDA, la Love Drug, la MDAA, MBDB, poi ci sono le 2CT che ce ne sono 24, la 2CT1, 2CT2, la più famosa, la 2CT7, la Blue Mystique, e poi ce ne sono, poi c'è la 2CD che è la Nexus, molto famosa in alcuni paesi come la Spagna, e poi finalmente trovate la PMA e la PMMA che sono la parametassinfetamina, che sono chiamate anche Dr. Death perché hanno un indice di letalità molto elevato. Che cosa succede però? Questo è il trucco molto interessante. Stiamo parlando delle fenetilamine psichedeliche che sono in linea di massima profondamente illegali perché sono note da tempo, pertanto abbiamo fatto in tempo a schedularle, a metterle, a tabellarle. E allora che cosa fa la criminalità organizzata? In realtà stanno in Cina, Singapore, Hong Kong, India, prendono questa fenetilamina psichedelica, per esempio la 25CI, che lavora a milligrammi ed è illegale, e ci aggiungono una parte della molecola che si chiama, un gruppo che si chiama N-BOMI, N-BOM, infatti si chiamano N-BOMB, come la bomba che esplode, e pertanto diventa, invece del 25CI, che è una fenetilamina psichedelica illegale, diventerà una 25CI N-BOM. Questa operazione farà sì che il prodotto diventerà perfettamente legale. Mi seguite? Perché avete cambiato la molecola? Perché ancora in Italia esiste la classificazione una per una. No, questa è legale, questa è illegale, se non è nella tabella è legale, se è e così via. Allora, in realtà il 25CI N-BOM, che è uno di questi prodotti N-BOM, in realtà non lavora più a milligrammi, ma lavora a microgrammi, cioè a milionesimi di grammo. Si calcola che con 4 grammi di questo prodotto, che più o meno sarà il peso di questa locandina, potete fare 10.000 dosi. Pertanto vi è una trasportabilità enorme, sono perfettamente legali, vi vengono, io uso il voi, ma insomma un voi generico, insomma, vengono vendute come l'LSD, in realtà sono delle fenetilamine psichedeliche molto molto importanti, molto significative. Se l'LSD aveva una tossicologia, una fenomenologia tossica comportamentale, nel senso che si lanciavano fuori dalla finestra,
in realtà gli embomi si muore proprio per la tossicità della molecola e ovviamente data anche l'attività dopaminergica, serotoninergica 5-HT2A, evidentemente esistono anche degli episodi psicotici molto importanti. Sempre in questo gruppo voi troverete i benzofurani, tra cui il 5-APB, 6-APB, 5-APDB, eccetera, eccetera, che sono stati identificati per la prima volta un paio di anni fa a Glastonbury, dove c'è il famoso Festival Rock che è appena terminato in Inghilterra. Perché qua è successo un casino? Cosa è successo? L'antivirus cliccarvi, perché sennò no. E poi avete anche in questo gruppo il bromo dragonfly, che è una molecola che ci vogliono 6 ore perché possa iniziare la sua attività, e così nel frattempo le persone prendono, ma qua mi hanno tirato il pacco, vanno a un rave, cominciano a prendere la cocaina, la ketamina e l'alcol, dopo 6 ore parte l'attività della molecola, ma almeno dura 3 giorni ed è una molecola molto robusta. Poi avete il gruppo delle lisergamidi, che sono i derivati dell'LSD, tra cui la LSA, la 1-PLSD, la LD52 e così via, ce ne sono una ventina, una trentina. Poi avete il gruppo dei cannabinoidi sintetici, qui volevo mostrarvi una roba, vediamo un po', ho fatto il giro. Aspetta, Vabbè, ve lo faccio vedere lo stesso. Allora, seguitemi. La maggior parte di voi, probabilmente nel vostro lavoro, vede pazienti che usano cannabinoidi. Non so se conoscete la strada che porta a Sottomarina e parte da qua, arrivate sulla strada dei vivai, l'avete vista la strada dei vivai. Io ogni volta che passo di là vedo sole, vedo campi, voi vedete fiori, vedete piante e io vedo opportunità di persone che si coltivano le canne. Questa è la marijuana, che ognuno è biased, come si dice, influenzato dal proprio modo di vedere le cose distorto. Allora, la marijuana naturale, quella della piantina naturale, in realtà contiene una quantità enorme di principi psicoattivi, ma i più importanti si chiamano THC, THC che è l'uno, che è la parte, diciamo così, che si chiama l'agonista parziale, cioè quello che attiva in maniera indiretta l'attività dopaminergica, cioè in altre parole, secondo appunto la classica teoria delle dipendenze, tutte le sostanze d'abuso sono in grado di attivare il sistema dopaminergico mesolimbico. Ci saranno alcune sostanze che riescono ad attivare questi meccanismi della gratificazione in maniera più robusta, e altre sostanze come il THC, che essendo un agonista parziale, cioè con un'affinità recettoriale piccolina, in realtà riescono a farlo con minore potenza. Anche perché se nella marijuana, quella di derivazione naturale, esiste il THC, che tra l'altro è poco robusto e poco concentrato, oltretutto esistono anche altri 2 prodotti che sono il cannabidiolo CBD, Campobasso, Bologna, Domodossola, e cannabivarina CBD, Campobasso, Bologna, Verona. Che cosa fanno la cannabivarina e il cannabidiolo? In realtà antagonizzano l'attività del THC. È come se voi nella marijuana, quella di derivazione naturale, aveste il diavolo e l'acqua santa. Questo è il motivo per cui esiste la necessità di avere una qualche forma di vulnerabilità psicobiologica per sviluppare un episodio psicotico in un soggetto che assume regolarmente cannabinoidi, marijuana di derivazione naturale. Tutto chiaro? Adesso facciamo un passo in avanti. Uno dice, ma cavolo, questa storia del cannabidiolo e cannabivarina mi dà fastidio perché arresta l'attività psicotomimetica di quello che io cerco e inoltre la concentrazione di THC per me è troppo modesta. E allora che cosa si fa? Si alza la concentrazione di THC e si abbandona la cannabidiolo e la cannabivarina. Per fare questo non è più necessario, non è più sufficiente la coltivazione naturale. Qui a Padova, per esempio, che cosa fanno gli studenti? Ma insomma lo fanno in tutto il mondo. Ci sono le famose coltivazioni idroponiche, cioè è chiuso con della luce, con dei semini particolari, e viene fuori una cosa che si chiama la skunk o super skunk. Skunk è una parola inglese che significa puzzola, perché è un nome, come dire, cioè un odore molto pungente. Con la skunk il gioco è più interessante dal punto di vista tossicologico, perché la concentrazione di THC è molto più elevata, arrivata a 70, 80, fino a 120 mg, perciò molto superiore a quella della marijuana, e inoltre cannabidiolo e cannabivarina se ne sono finalmente andati. Ecco perché la necessità di avere una vulnerabilità psicobiologica nei consumatori di cannabinoidi è proprio di skunk non è più necessaria. Si calcola, uno studio molto interessante della Marta Di Forti a Londra, che
che ha preso in considerazione gli episodi psicotici degli ultimi 4 anni nella Londra Sud-Est e ha identificato che un episodio psicotico su 4 che aveva condotto a ricovero, pertanto con impegno anche di tipo economico, di risorse, in realtà era collegato all'uso di skunk, pertanto come fattore di rischio e di prevenzione molto molto importante. Però uno dice, ma cavolo, ma se io mi prendo la skunk, sì, ho lo sballo, però porca miseria, ancora mi trovano il THC nelle urine. Se sono alla guida dell'autoveicolo mi beccano immediatamente. C'è stato anche un attore molto famoso che è stato pizzicato qualche giorno fa, adesso io so quello che è scritto sul giornale, non molto di più, però avere un esame urine positivo è molto molto antipatico per una serie di motivi. E allora io che cosa voglio fare? E inoltre i THC sono illegali. E allora che cosa mi conviene fare? Sempre dal punto di vista del consumatore, che è esattamente quello che avviene. Mi conviene saltare il fosso e prendere un prodotto che sia legale nella maggior parte dei casi e che sia finalmente più robusto, più potente. In farmacologia si dice che abbia un'affinità recettoriale molto molto intensa, è chiaro? Benvenuti nel mondo delle SPICE, si chiamano i cannabinoidi sintetici, Synthetic Cannabinoid Receptor Agonist, SCRA, Spice, K2, Psiclone, Strawberry, non so quanti, Pink Champagne, dopo c'è Mamba, Black Mamba, c'è proprio incenso profumato, ci sono tantissimi nomignoli che vengono dati a questi prodotti, sono una matrice erbacea dove vengono spruzzati uno o più cannabinoidi sintetici, uno o più. Vuol dire che ci saranno, tra l'altro vengono spruzzati a mano, alcune parti di questa matrice erbacea che saranno più concentrate nel prodotto, nel cannabinoide sintetico di interesse, il che significa che qualcuno sarà più sfortunato e troverà una concentrazione molto più alta. Quanti sono i cannabinoidi sintetici? L'abbiamo detto prima, il numero teorico è 734 fino a questo momento, almeno 250 comunque sono stati identificati sul mercato, ma in questo momento, mentre stiamo parlando oggi, sono sicuro che in Cina stanno già trovando delle modalità per modificare lo scaffold, cioè la struttura di base, per arrivare a identificare altri prodotti cannabinoidi sintetici, perché dal punto di vista chimico e molecolare sono molto diversi tra loro. Ciò che hanno in comune è la capacità di attivare il recettore dei cannabinoidi, che ripeto, con la marijuana è modesto, con la skunk è più elevata l'attività recettoriale. Con i cannabinoidi sintetici qual è la differenza? Guardate, il concetto è più o meno questo. L'affinità recettoriale si misura con una parametro che si chiama KI. Più alto è il numero, più alto è il valore di KI e minore è l'affinità recettoriale. Con il THC l'affinità, il numero, il valore è circa 70-80. Con i cannabinoidi sintetici di ultima generazione la KI si abbassa molto, arriva a 1-2, sono molto più robusto, ma con voi conoscete una pianta che si chiama la magnolia la conoscete? Una pianta buona, odorosa, bella, cosa c'è di strano, la magnolia. Beh, in realtà la magnolia è un mondo intero, perché abbiamo pubblicato di recente un lavoro, c'è la possibilità di fare dei derivati dalla corteccia della magnolia, che sono l'onocchiolo e il magnololo. Dal magnololo ci sono 85 circa derivati, il derivato 65 ha una KI che è pari a 0,00000055, significa veramente migliaia di volte più elevata l'affinità recettoriale rispetto al THC. Significa che qui dal punto di vista clinico, tradotto in italiano, significa che voi non avete più bisogno assolutamente di alcuna vulnerabilità psicobiologica. Voi vi fumate un cannabinoide sintetico, l'unica domanda a cui non so rispondere come clinico è quanto vi durerà sta rogna che è l'episodio psicotico. Ve la caverete in 2 o 3 giorni oppure a quel punto, proprio perché avete una vulnerabilità psicobiologica, la vostra problematica psicopatologica si manterrà nel tempo? E questa è la domanda che non abbiamo. Ecco il concetto di modificazione dello scenario dei stupefacenti. In tutto questo c'è una rogna fantastica, e cioè che nei CERT non sempre ci si occupa di questa materia e nelle psichiatrie marameo, la conoscete la parola inglese marameo? Non ne vogliono proprio sapere. La capite quello che sto dicendo oppure vi è oscuro? L'unica cosa molto favorevole, io lavoro molto con giovani specializzandi di psichiatria, sono brillantissimi e interessatissimi,
ma se prendete psichiatri della mia età, proprio di queste cose non ne vogliono sapere. Continuano purtroppo a lavorare, nella maggior parte dei casi, come se quando uno va al pronto soccorso e ha un esame urine negativo e fosse psicotico e aggressivo, fosse un episodio bipolare o di tipo schizofrenico. La risposta esatta è no. Se un esame urine è negativo vuol dire che sta prendendo uno o più di questi prodotti. E in questo momento la possibilità, stiamo facendo degli studi a Ibiza, nelle Baleari. Sapete Ibiza? Si prendeva l'estasi allora e adesso si prende il mondo delle nuove droghe. Stiamo facendo uno studio molto approfondito sulle problematiche psichiatriche a Ibiza. E la verità è che come dire, in questo momento, se uno si presenta al pronto soccorso con delle difficoltà psicopatologiche, è molto probabile che abbia assunto anche sostanze, soprattutto se è molto grave, molto psicotico, molto aggressivo, molto bizzarro, molto idiosincratico. È tutto chiaro? Perciò esame urine negative, per l'amor di Dio, pensate che è positivo. Che cosa ha preso questo paziente? Ecco, è qui proprio che vi aiuta Karl Popper, la conoscenza di questi prodotti vi aiuta, come dire, a cercare di fare delle valutazioni per sapere che cosa potrebbe aver preso. Questi sono i cannabinoidi sintetici. Adesso parliamo invece dei catinoni sintetici. Voi probabilmente conoscete la pianta del cat, che è una pianta che gli yemeniti masticano per molte ore le foglie, vengono fuori il catinone e la catina, che sono dei stimolanti, perciò ci vogliono molte ore. E pertanto hanno identificato, il mercato ha prodotto i catinoni sintetici. Il più famoso si chiama mefedrone. Invece del catinone voi avete il 4-metilmetcatinone, 4-MMC, si chiama MCAT, cat, gatto, gatto, gattino, miau, miau. Il mefedrone è stato identificato in Italia e i catinoni sintetici io non so neanche quante volte, mi ricordo che già 5 anni fa a Treviso non è molto distante, qua c'è stato un grosso sequestro di mefedrone e comunque di catinoni sintetici. I catinoni sintetici è una farmacologia che ha metà tra la MDMA e la cocaina, sono diverse categorie, sono un centinaio, uno di questi molto famoso e molto antipatico è l'alfa-pirovalerone, ma ce n'è un altro che è molto famoso, si chiama MTPB, la metilendiossipirovalerone, si chiamano i sali da bagno. Cioè non è che uno va a casa stasera perché è venerdì se fa no, non è così, è perché vengono venuti come sali da bagno, pesce rossi, fertilizzante per piante per cortocircuitare le maglie dei controlli. Poi c'è il gruppo degli stimolanti di ultima generazione, tra cui il 4,4-dimar, il dimethylaminorex, che ha un indice di letalità molto elevato con 38 decessi identificati di recente. E inoltre c'è un argomento che è di enorme interesse in Inghilterra e negli Stati Uniti in questo momento e sta avvenendo alla maggiore anche in Italia, che sono gli oppioidi sintetici. Voi probabilmente conoscete l'eroina però è stata considerata ed è considerata una sorta di sostanza, una molecola psicoattiva che è di permanenza dei famosi tossicodipendenti che vanno al CERT. Ma allora, siccome l'interesse nei confronti degli oppiacei è ancora molto elevato, in realtà vi sono delle opportunità adesso e da internet vengono fuori delle opportunità che hanno a che vedere con gli oppioidi sintetici di ultimissima generazione, in particolare i fentanili, si chiamano fentanyl. Voi conoscete il fentanile, che è quello dei patch transdermici, dove si può anche ci sono delle modalità su internet che vi insegnano a tirare via il fentanile, ma in realtà i fentanili sono prodotti che trovate facilissimamente su internet, ce ne sono proprio una trentina in questo momento, sono veramente, veramente potenti. Uno di questi si chiama carfentanil. Voi vi siete mai interrogati come sedare un elefante? Probabilmente no. Comunque sapete che gli sparano per sedare, ecco, e gli elefanti si sedano con il carfentanile. Vi ricordate qualche anno fa c'è stato un problema in Russia con i ceceni che sono calati i servizi segreti russi dal soffitto e hanno messo come si dice, degli ipnotici, delle sostanze sedative? Erano fentanili e alcuni sono morti, se vi ricordate. Il carfentanil con un decimo di grammo fate qualcosa come 10.000 dosi, pertanto è una sostanza estremamente potente. Un altro prodotto di questo gruppo è l'U47700.
Parti fentanili che, ripeto, stanno diventando un'emergenza molto importante nei paesi anglosassoni. C'è il gruppo della cocaina sintetica, perché se la cocaina è ben nota, però è anche facilmente identificabile nelle urine, in questo momento esistono qualcosa come l'RTI 121-126, ma anche invece della cocaine avete la Gogaine, che è una, come dire, mistura di lidocaina, che è un farmaco anestetico, assieme all'MPA, che è la metilpropamina, e l'efedrina, ma c'è anche il blanco, che è lo etilfenidato, che altro non è che molto simile al metilfenidato, che è un prodotto che conoscete, che è Ritalin. Poi c'è il gruppo delle tritamine di ultima generazione, tra cui l'alfa-metiltritamina, il 5-MeO-AMT, il 5-MeO-DALT. Poi c'è tutto il gruppo delle fenetilamine psichedeliche, quelle di Shulgin e Shulgin del 2011, lui solo, qui ne ha descritte 126, ma ha dato indicazione rispetto a 1300 molecole diverse. Queste cose sono importanti perché in realtà, come fanno ad Hong Kong e in Cina a modificare in un attimo la molecola, lo fanno proprio tenendo a mente di queste libraries, di queste, come dire, di queste descrizioni specifiche fatte in linea di massima da Shulgin, e pertanto viene facilmente modificato. Poi c'è ovviamente l'interesse nei confronti dei GABAergici. In Italia voi conoscete il GHB, che è un farmaco di prescrizione. In realtà il GHB è prescritto in pochi paesi al mondo, nella maggior parte dei paesi invece è conosciuto come ecstasy liquida, si chiama anche day trade drug, o viene anche molto usato assieme alla chetamina e ai catinoni sintetici in uno scenario che sta prendendo il piede anche in Italia, che si chiama chemsex. Vi ricordate che qualche mese fa a Roma c'è stato un bruttissimo episodio in cui un paio di, non mi ricordo, un ragazzo sia stato ucciso ed era uno scenario gay, eccetera. Il chemsex funziona così, anche un buon giorno per parlare, perché venerdì all'inizio della settimana si comincia ad organizzare la cosa, poi il sabato e la domenica si sta nell'appartamento di un qualcuno in 10 o 15 e tutti con tutti per 48 ore. In realtà, per andare avanti 48, scusate se sto mettendola in maniera informale, ma vorrei essere compreso, perché è proprio esattamente quello che avviene, in realtà per andare avanti 48 ore, per avere delle pratiche sessuali così avanzate, dovete per forza assumere dei prodotti, ripeto, che tengono alto il livello delle prestazioni, e pertanto, ripeto, il GHB, ripeto, catinoni sintetici, ma molto spesso usano anche il flunitrazepam, che è il famoso Ritnol di una volta. Se fate il calcolo, però, in questi scenari chemsex, se andate a 10-15 partner sessuali per weekend, voi capite che a fine dell'anno ci sono dei problemi di malattie di trasmissione sessuale molto elevati. Poi c'è il gruppo, sempre in questo gruppo delle sostanze GABAergiche, vanno molto di moda adesso, che le trovate su internet, le famose exotic benzos, cioè le benzodiazepine da disegno. Voi conoscete il diazepam, l'alprazolam, il flunitrazepam, eccetera, eccetera, sono quelle di prescrizione, ma queste sono una piccola parte. In realtà le benzodiazepine da disegno, alcune come il pirazolam, sono 12 volte più potenti del diazepam, oppure il fenazepam, che è una molecola di derivazione russa, clinazepam, altre che non avete mai sentito nominare, che vengono proprio disegnate per l'occasione, si chiamano exotic or designer benzo, le trovate facilmente su internet. Poi un altro gruppo che ha a che vedere invece con le sostanze fenciclidino simili. Voi conoscete la fenciclidina, che però non è mai arrivata tanto sul mercato italiano, ma conoscete meglio la chetamina. La chetamina K, Special K, anestetico per cavalli, viene anche usata per l'uso umano, ma soprattutto nell'uso veterinario. Poi avete in questo gruppo, siccome la chetamina ha dei problemi nel lungo termine anche di, come dire, di tossicità di tipo urologico vescicale, allora è stata proposta la metoxietamina, che è bladder friendly, significa che non avrebbe, a detta dei propositori, degli effetti collaterali a livello di natura urologica. In realtà è stato visto che la metoxietamina non solo ha dei problemi di natura urologica, ma anche dei problemi di natura del sistema nervoso centrale. E pertanto anche questa si chiamava Special M, dalla Special K alla Special M, e adesso si è passati ad altri prodotti ancora, tra cui la 3-HOPCP, eccetera, ma l'ultima generazione sono la difenidina e la metoxifenidina, che accoppiano un'attività fenciclidino simile. Quando sentite parlare di fenciclidino simile significa
episodi psicotici in genere, perché lavorano antagonizzando l'attività del recettore NMDA, ma la difenidina e l'antioxidina sono dei prodotti oppiacei che hanno anche un'attività chetaminosisimile, molto simile a un farmaco che si chiama dextrometorfano, che è uno sciroppo per la tosse, che voi trovate in farmacia qua accanto. Invece che prendere un cucchiaino per la tosse, ne prendete 9 bocce alla volta. Io non vorrei dire il nome commerciale, se siete d'accordo, ma insomma lo trovate facilmente, è un prodotto da banco, d'accordo? Dextrometorfano. Poi c'è tutto il gruppo finisco tra poco, 5 minuti e finisco, dei farmaci da prescrizione. Questo è un argomento che ci sta appassionando tantissimo. Stanno andando per la maggiore in questo momento gli oppiacei di prescrizione, tra cui il tramadolo, anche qui non dirò il nome commerciale, ma c'è. Viene considerato un oppiaceo debole, ma in realtà basta prendere 30-40 compresse alla volta, voglio vedere io se non riesci, no? Il tramadolo, non so se posso dire nomi commerciali, tramadolo è il nome chimico e l'altro è il dextrometorfano, lo trovate facilmente, entrate su internet, d'accordo? Comunque, poi ce n'è un altro che si chiama oxicodone, che viene chiamato in termine gergale oxycontinent, perché quando lo prendi sei in un altro continente. Poi c'è il gruppo dei gabapentinoidi, sono pregabalin e gabapentin. Se andate a vedere i nomi commerciali li conoscete. Il pregabalin notissimo, ed è un farmaco che viene prescritto, è un antiepiletico che viene prescritto per il disturbo d'ansia generalizzato al dosaggio massimo di 600 mg. In realtà preso a 2, 3, 4, 5, 6, 12 grammi, in realtà ha un'attività anche oppiacea. Simile a questo c'è il gabapentin. Ci stiamo occupando di recente anche dell'abuso di quetiapina, che è un antipsicotico. La quetiapina, non potete non conoscere la quetiapina, lo vedete nei vostri pazienti. Anche in questo caso uno dice: ma come si fa ad abusare di un farmaco che è un antipsicotico che in realtà ha bassi livelli di dopamina? Questo rimane un problema molto forte per noi, ancora ci stiamo studiando, cercando di capire, però i dati di farmacovigilanza sono molto chiari. Esiste anche la possibilità, più che di abuso, di misuso dell'olanzapina, cioè i famosi psiconauti, che sono questi navigatori della mente attraverso l'uso di sostanze, se riescono a sballare con prodotti così strani, che cosa fanno per il fai da te per curarsi da soli? Usano in linea di massima l'olanzapina, solo che invece a 5-10 mg prendono una botta a 50 mg oggi e 50 mg domani. Poi esiste un altro farmaco di prescrizione che a dosaggi molto elevati può dare un'attività simil ecstasy, si chiama venlafaxina. Questo è un antidepressivo estremamente noto. In ogni caso con la venlafaxina lo scalare del dosaggio va fatto in maniera molto graduale. Poi c'è altri due gruppi, e poi mi fermo. Il gruppo delle erbe e delle piante, perché dice no, io sono contro le molecole, sono contro le droghe chimiche, no, io non voglio, e allora stanno andando per la maggiore sulle erbe e le piante. Allora va molto, per esempio, la salvia divinorum. Voi probabilmente conoscete la salvia officinalis, quella del burro di salvia, quella non fa completamente niente, però la salvia divinorum, che è una pianta, in realtà contiene la salvinorina A, che fumata, voi probabilmente conoscete Miley Cyrus, conoscete la Hannah Montana, quel prodotto, quell'attrice di Disney, che in realtà adesso è diventato un personaggio rock un pochino discutibile. Comunque la Miley Cyrus ha filmato se stessa su YouTube fumando la salvia divinorum. E è un prodotto molto preoccupante, perché lavora sui recettori K degli oppioidi. Poi avete la kratom, che è la mitragina speciosa, che è un oppiaceo, e poi troverete sempre nel gruppo delle erbe e delle piante un altro prodotto famoso che si chiama ayahuasca. L'ayahuasca, che io sappia, esiste anche un gruppo di psicoterapeuti di cui non so più di così, probabilmente perché non voglio sapere più di così. Guardate le mie mani giunte, perché non posso, la mia testa ha dei limiti. Arrivati al livello 7 prendono l'ayahuasca. Che cos'è l'ayahuasca? Contiene la dimetiltriptamina, che è un allucinogeno, 5-HT2A, ok? Assieme però, pensate la furbizia, che se io assumo la dimetiltriptamina, quando facevamo i raccoglitori, i cacciatori, i raccoglitori che andavamo a mangiare erbe, quando eravamo nelle caverne migliaia e migliaia di anni fa,
In realtà abbiamo messo a punto dei sistemi di detossificazione, pertanto la dimetiltritamina dalle MAO dello stomaco e dell'intestino viene eliminata. E allora, per preparare l'ayahuasca, a parte la Psychotria viridis, viene usata un'altra pianta che si chiama la Banisteriopsis carpi, che contiene le beta-carboline che lavora da anti-MAO. Avete capito? Perciò c'è proprio uno studio dietro piuttosto complesso. La verità è che l'ayahuasca è un prodotto allucinogeno ansiogenico, è tutto chiaro, perché va a smanettare sui recettori 5-HT2A, il che significa psicosi, e le beta-carboline lavorano come antagonista del recettore, anzi no, come agonista inverso del recettore GABA-benzodiazepina, perciò sono prodotti ansiogenici, allucinogeni e psicotomimetici, da qui all'idea di prendere. La verità è che questi prodotti vengono usati dagli indios dell'Amazzonia come prodotti enteogeni. Che cosa vuol dire? Come prodotti che mi mettono in contatto con gli dei. Allora io di spiritualità non ne so semplicemente niente, però la farmacologia di questo prodotto mi preoccupa molto, ok? Perciò il 7° livello che sarò ai psicoterapeuti. Ma perché non è legale? Allora, questo è molto interessante, non è illegale in Italia, ma io forse non vi ho detto una cosa che avrei dovuto dirvi. Io ho molti conflitti di interesse. Tra i miei conflitti di interesse c'è che faccio parte, cioè alcuni parlano ma io sono a favore della legalizzazione, liberalizzazione. In realtà io sono uno di quelli che per mestiere tabella le sostanze, faccio parte di un gruppo che si chiama ACMD e in Inghilterra il Ministero degli Interni che tabella le sostanze. Se volete arrabbiare con qualcuno che vede le sostanze fuori legge, ne avete proprio uno davanti, lo faccio proprio per mestiere. No, aspetta, ve lo spiego tutto. Allora, il 26 maggio 2016 in Inghilterra abbiamo emanato un bill, una legge che si chiama la Psychoactive Substances Act. In Inghilterra tutto ciò che è psicoattivo, noto o non noto, identificato o no, è illegale. In Italia questa cosa non è così. Perché? Perché in realtà la legislazione sta cambiando. Si sta, legando al concetto inglese anche la Polonia, la Germania, l'Irlanda ed alcuni altri paesi. Che cosa succederà in Italia? Io non ve lo so dire. Ma la verità è, ripeto ancora una volta, in Italia c'è ancora il sistema per cui io ho un prodotto, lo descrivo e lo tabello, ma il giorno dopo che possono cambiare con un carbonio in più, un clorio in più, e tu hai un'altra molecola, e pertanto ti tocca ricominciare tutto quanto da capo. L'ayahuasca è indubbiamente un prodotto di natura psicoattiva. Questa è la verità. È tutto chiaro? Infine, l'argomento che mi sta occupando molto in questo momento è il gruppo delle IPAD, Image and Performance Enhancing Drug, cioè tutti vogliono diventare belli, intelligenti, nel mio caso anche pieno di capelli, abbronzati e soprattutto muscolosi e molto magri. Cioè esiste in questo momento il mondo delle sostanze per migliorare le performance muscolari, sessuali, cognitive. Voi probabilmente ricordate un film che si chiamava Limitless, in cui c'è questo sfortunato scrittore che se prende una pillolina, probabilmente una pillolina psichedelica, che diventa bravissimo, intelligentissimo, pieno di fidanzata, lo ricordo bene, una roba fantastica. Questo è il campo delle iPad. Solo nel campo dei cognitive enhancers, che sono questi qua, avete 125 diversi prodotti. Che cosa usano? Spesso, per esempio, etilfenidato, metilfenidato, modafinil, piracetam, aniracetam e così via. Ce ne sono moltissimi. Ultima cosa, mi occupo anche di doping. Abbiamo visto in questi giorni uno studio nelle palestre inglesi, ma non sono nei bodybuilders, in cui dovete pensare che a parte gli steroidi anabolizzanti, usano anche per contrastare gli effetti collaterali dei steroidi anabolizzanti, usano farmaci come il tamoxifene, che è un farmaco contro il cancro della mammella, che è stato prescritto a mia madre per 5 anni. Tamoxifene, lo avete sentito nominare? È un farmaco, è un chemioterapico. Oltre a quello prendono il clenbuterolo, che è un antiasmatico per cavalli. Dice, ma come mai prendono tutto questo lavoro qua? Perché in realtà col clenbuterolo si chiama anche size zero pill, perdete peso in una maniera
fantastica. C'è un altro prodotto che si chiama DNP, io non sono qua per fare pubblicità, ma ovviamente per l'amor del cielo, ma proprio per cercare di farvi capire la complessità enorme dello scenario in cui ci si trova in questo momento. Il dinitrofenolo perdete peso in una maniera, proprio i pazienti dicono brucio da dentro, cioè il metabolismo aumenta a dismisura. Tra l'altro questi consumatori di steroidi oltretutto prendono anche sostanze d'abuso tipo cocaina, cannabinoidi, estasi, ed è molto interessante che nessuno di loro si ritiene tossicodipendente, nessuno di loro si ritiene drug user, nell'80% dei casi hanno un impiego. Conclusione, a mio giudizio rispetto agli anni 80 lo scenario dell'uso degli stupefacenti è diventato estremamente più complesso, è un mondo più difficile, c'è una conoscenza di questi fenomeni che è piuttosto limitata, il livello dal punto di vista forense che abbiamo di identificare questi prodotti è estremamente limitato e dal punto di vista clinico, anche se abbiamo 2000 molecole a disposizione, nel mercato dei stupefacenti il numero di antidepressivi e di antipsicotici è comunque estremamente limitato. Spero di avervi, io mi scuso, queste erano 44 diapositive, ve ne ho mostrate solo una, però la buona notizia però è che queste diapositive, assieme alle altre 43, sono a disposizione in questo computer, pertanto se qualcuno se le vuole tirare giù, non sono nemmeno in PDF, se volete usarle per motivi di natura edukazionale o altro. Ok?